Allora, siamo un po' verso la conclusione. Io direi anche un po' di vedere, tra le altre cose, proprio commentando il discorso delle famiglie, come sono strutturate, rispondendo ai messaggi, adesso ne è arrivato ancora un altro. Non ho detto che l'emancipazione sia sbagliata, ma che non è stata supportata. Ho spiegato solamente che il mercato non è razzista. Più lavoratori per uno stesso numero di posti è uguale a salari più bassi. Saluti, ha ribadito il concetto. Giusto, certo. Come si può interpretare male con un SMS, sì. Quindi è giusto assolutamente chiarirci. Sì, corretto. Allora, vediamo anche le ultime due slide della struttura sociale. Lei ha preso un'analisi interessante, ha paragonato il 1952 l'anno di nascita dei baby boomers. esatto. I baby boomers che saranno la disgrazia del nostro paese tra un tot di anni, perché adesso lo reggono. La cosiddetta poi bolla. La bolla, esatto. E il Veneto del 2021. Allora, che cosa vediamo in questa comparazione, Renato Bressan? Vediamo due società completamente diverse. Cioè nel 1952 c'era una società, come si vede, sostanzialmente formata prevalentemente da giovani. Certamente era una società. La striscia in alto è quella dei giovanissimi. La striscia in alto si parte da 0 anni a scendere, come dire, fino agli ultra ottantenni. Quindi tu una fascia entro i 49 anni, tantissimi sostanzialmente, numeri spaventosi, con pochissimi oltre 85 anni sostanzialmente. Quindi era una società nel 1952 che oggi non riconosceremo assolutamente, completamente diversa da quella attuale, cioè noi siamo dentro ad un'altra società, seppure tanti di queste persone vivono ancora oggi qui con noi, no? Però era una società giovane, era una società che guardava in avanti, che aveva tanti problemi, che era uscita da pochi anni dalla seconda guerra mondiale, che però, come dire, guardava in avanti in una prospettiva di costruzione, di futuro, e soprattutto quella parte molto giovane, come dire, doveva mantenere, tra virgolette, una parte di popolazione anziana che era molto più ridotta rispetto ad oggi. Quella di oggi, come dire, nel 2021 invece è prevalentemente anziana, come dire, si è completamente rovesciata quella piramide lì, si potrebbe dire, e quindi quella parte giovane che sta sopra, che si è ridotta di molto a discapito del fatto che la base sotto si è allargata di molto, soprattutto negli anziani e nei grandi anziani, è chiaro che noi stiamo chiedendo a una parte di società molto più ridotta rispetto al 1952 di farsi carico di tutta la parte sottostante. È chiaro che questa situazione qui, se non cambia e non cominciamo a mettere in atto politiche attive, politiche per le famiglie, politiche per i giovani, certamente comprese le politiche attive per gli anziani e così via, ma se non mettiamo in moto, come dire, una macchina che in qualche maniera, come dire, faccia aumentare la nostra base imponibile, soprattutto quella giovanile, è una società destinata, come dire, a un decadimento, come tutti gli imperi prima o dopo cadono, ma noi vorremmo tentare di evitarlo il più possibile, insomma. Assolutamente. Siamo in chiusura. Vigilio Biscaro, dobbiamo chiudere, però volevo fare una battuta. Voi riscontrate tra l'altro l'area pedemontana meno recettiva, perché anche qui c'è un altissimo spopolamento nell'area pedemontana, è vero? Assolutamente, è proprio così. E in effetti quello che si sta con molta difficoltà mettendo in piedi fra le amministrazioni locali è quel processo di unione, per meglio dire di fusione, per poter avere una massa critica e garantire ancora per un po' i servizi che oggi non riescono a garantire questi comuni qui. Quindi più comuni insieme almeno per poter dare servizi efficienti. Se voi passate nella nostra pedemontana, quella trevigiana, vi accorgerete, vi siete già accorti che ci sono dei paesi dove tante case sono chiuse e perciò pochi nati, tanti anziani, poca popolazione attiva, e a questo dobbiamo rispondere. Ritorniamo ai ragionamenti di prima. Allora, Vigilio Biscaro, dobbiamo purtroppo lasciarla, dobbiamo chiudere la nostra trasmissione leggendo l'ultimo messaggio che è arrivato, e la natura ringrazia. Vabbè. Questo è messo con ironia, naturalmente, visto che noi creiamo... Guardi, siccome io sono da questo punto di vista, visto che c'è quel messaggino lì sulla natura, molto pratico, sa, noi facciamo parte della natura, non è che siamo una cosa diversa dalla natura. Certo. Perciò se noi non abbiamo come posso dire, se noi non rimaniamo dentro la natura
come partecipi della natura stessa, la distruggeremo come stiamo facendo. Allora, grazie da Treviso Vigilio Vescovo per quanto riguarda la SPCGL, segreteria di Treviso. Ci rivedremo, rifaremo il punto della situazione, affronteremo anche altre questioni che riguardano l'area della Marca. Io la ringrazio moltissimo. Grazie Renato Bressan, presidente invece regionale di questo, che ha fatto il punto della situazione. A voi ricordo come sempre le puntate sono in replica sul nostro sito internet, dove trovate tutte le puntate fatte con lo SPCGL, tutte le varie questioni che vengono affrontate. Le sedi dello SPI per quanto riguarda le pensioni e non solo, tutte le vostre dinamiche, problematiche e questioni sono aperte su prenotazione su tutto il territorio regionale. Grazie e buon proseguimento.